Eccoci, buongiorno, benvenuti a questo nostro focus. Sapete, il nostro spazio di approfondimento proprio oggi nei nostri telegiornali abbiamo trattato di emergenza casa. Continuiamo a parlarne anche qui e non è la prima volta che lo facciamo, perché di emergenza si continua a vivere, soprattutto per tante famiglie che attendono l'assegnazione di un alloggio popolare, ma non solo, è diventato difficile anche affittarle le case. Secondo il SUNIA, che è il Sindacato Unitario degli Inquilini Assegnatari, ci sono solo a Catania 18.000 famiglie che oggi non trovano un alloggio e ben 6.000 in attesa, invece in graduatoria, ma in attesa di un alloggio popolare. Per questo oggi con noi c'è Agata Palazzolo, che è la segretaria del SUNIA di Catania. Grazie per essere con noi e soprattutto anche ci può dare tante indicazioni. Ma do anche il benvenuto a uno di questi assegnatari di cui parlavo, cioè la signora Maria D'Amico, sì. Anche lei benvenuta, che ha una situazione anche emblematica, la sua, quella di essere cosa? Ci racconti un poco brevemente qual è la... Niente, che io dal 2006 ho fatto una domandina per la casa popolare, sento che non avendo case stavo da mia suocera e sono stata anche un po' dai miei genitori con 4 bambini, allora avevo 4 bambini che oggi sono cresciuti, che fino ad oggi non ho ricevuto niente, non so niente, so soltanto che ero stata assegnata nel 2000, non mi ricordo bene, comunque dal 2006 che aspetto questa casa e prima di esserci Covid ero 60esima punti, sì, avevo 60esima in gradatoria e avevo 13 punti. Fatto sta che il momento in cui sono usciti dei graduatori per la casa popolare, io non mi ci sono più ritrovata in questa assegnazione, non so il motivo e non so il perché. Allora a questo punto, Agata Palazzolo, ci spieghi un po', perché noi abbiamo capito poco di come avvengono queste assegnazioni, soprattutto le graduatorie. Sicuramente è un discorso complesso questo delle graduatorie, intanto perché attualmente ci sono 3 graduatorie, 2 appartengono al bando del comune, perché anche il comune oltre agli ACP ha alloggi di edilizia residenziale pubblica. Una di queste graduatorie invece appartiene all'Istituto Autonomo Case Popolari. Nel momento in cui la signora ha partecipato al bando, sicuramente nel 2006, ci riferiamo al 2006, quando hanno assegnato gli alloggi da parte del comune, li ha suddivisi una parte per la graduatoria sfrattati, una parte per la graduatoria emergenza, e quindi la signora, pur avendo un punteggio alto, 13 punti, per pochi alloggi non è riuscita a entrarci. Stiamo parlando di 20 anni di attesa, cioè è normale che in 20 anni non si riesca ad ottenere un alloggio popolare? Infatti a Catania l'emergenza abitativa non è un'emergenza che nasce oggi, che è nata da poco, è sicuramente strutturale. Ci sono purtroppo molte famiglie che avrebbero diritto ad avere l'alloggio popolare ma non riescono ad averlo perché negli ultimi 30 anni si è realizzato pochissimo, ci sono stati pochi alloggi da assegnare a queste famiglie. Benissimo, ma nel passaggio di queste graduatorie, no? Perché ci si iscrive in una graduatoria, poi ne escono altre, cosa succede nel frattempo? Nel frattempo succede che ad esempio attualmente ci sono 3 graduatorie e il comune è nella difficoltà di unificarle. Sta valutando la possibilità di aggiornare il bando affinché ce ne sia una sola, quindi tutti quelli che si trovano nella vecchia graduatoria dovranno ripartecipare, perché il rischio che poi non avranno più la loro posizione o appunto, nel frattempo si perdono anche posizioni. Si potrebbero perdere posizioni, quindi questa è una cosa da valutare con molta attenzione, perché senza dubbio ripubblicare il bando, aggiornarlo, vuol dire fotografare lo stato di bisogno di oggi. La signora è del 2006 per esempio, appunto, ma quindi... bisogna comunque fare attenzione che ci sono quelli che hanno, come la signora, punteggi alti che non potranno essere messi alla pari di quelli che oggi sono in stato di emergenza. E infatti le chiedo, signora, in questi 20 anni lei come poi si è attrezzata? In questi 20 anni, come gli ho detto poco fa, sono stata da mia suocera un po' di anni, poi da mia madre, fino a che ho trovato una piccola casa, questa casa è composta soltanto di una cucina, una stanzetta chiamata stanzetta, che è poi piccolissima, e una camera da letto e un servizio.
In quanti E i miei vivete? in quanti siamo in 4, in cui i miei 2 figli grandi dormono nel divano, in cucina, la bambina dorme lì, diciamo, in questa stanzetta chiamata, che non è una stanzetta, e noi in camera da letto, che fra di quale abbiamo sia il tetto basso e tutta l'umidità in cucina. Non si può stare così. Ha 20 anni che aspetto, non ha un giorno. Da quando ci sono domandine, avevo presentato anche un'altra domandina in cui mi hanno mandato a chiamare l'anno scorso, sì, e me l'hanno fatta annullare. Perché dice non c'era una gradatoria, Non c'era il bando aperto in quel momento. E quindi questo di fatto non rendeva possibile l'assegnazione? L'assegnazione, sì. E quindi ancora una volta la signora si è dovuta arrendere a questa situazione. Sì. E le posso chiedere quanto paga anche per aprire il capitolo affitti? Sì, che poi è 350 euro, ma 350 euro che è una casa minima. Io purtroppo non mi posso mantenere una casa di 600-700 perché oggi la somma dell'affitto è altissimo. Mio marito lavora, che fa, non mi vergogno, perché il lavoro non è una vergogna, e fa domicili, perciò mio marito non prende uno stipendio di 2000 euro. Certo, che posso... Quello che porta a giorno, noi giustamente, essendo una famiglia grande, dobbiamo mangiare, ci sono altre cose, spese da pagare. Assolutamente. Non ti puoi permettere un affitto di casa di 700-800 euro, ma non solo questo, anche quando trovi una casa non ti fanno neanche la residenza. E quindi cosa vuol dire? Che l'affittano in nero? Cioè che in non c'è nero, un contratto sì, regolare? non c'è un contratto anche regolare. Questo già una difficoltà nella difficoltà, sì, perché certo. spesso... E quindi non avere la residenza comporta tante cose. Tanti disagi. A parte questo, come gli stavo dicendo, ci siamo in casa 2 disabili, non 1, 2, sia mia figlia e io. Cioè, io vorrei parlare con l'assessore di presenza, a dirgli cosa dobbiamo fare, quando devo aspettare ancora, quanti sacrifici dobbiamo fare ancora. E a questo proposito... come sono io, sono tante altre persone. Infatti chiedevo questo a Agata Palazzolo, il SUNIA ogni giorno è uno sportello aperto e soprattutto diventa quasi uno sportello sociale, nel senso di assistenza, perché veramente le persone, le famiglie soffrono una condizione di precarietà totale, perché la signora giustamente diceva gli alloggi, i pochi che si trovano, sono in pessime condizioni. Non ci sono contratti regolari che permettono anche di poter avere una residenza. Insomma, è tutta una situazione complicatissima. Complicatissima, che è peggiorata negli ultimi anni anche per il fenomeno dei B&B, perché ovviamente l'offerta di alloggi in affitto è notevolmente diminuita, perché molti proprietari stanno sfrattando gli inquilini anche regolari con i pagamenti dei canoni, non solo quelli morosi, a parte c'è il fenomeno della morosità incolpevole, per ottenere comunque l'alloggio libero, per affittarlo con contratti a breve scadenza. Certo, che quindi sono molto più remunerativi. Comunque, gli alloggi in offerta sono notevolmente diminuiti, e invece dall'altra parte, diciamo, il fenomeno della ricerca di un alloggio in affitto è aumentato notevolmente, molto. Anche perché magari i fidanzati, le coppie che vorrebbero costituire il nucleo familiare, oggi è più difficile trovare la disponibilità di un mutuo, e quindi se prima pensavano di acquistare, adesso non riescono a farlo e cercano case in affitto. C'è il fenomeno dei separati, che sembra un fenomeno di poco conto, invece anche quello, perché la famiglia si sdoppia, vuol dire che ci vuole un'altra casa in affitto. Poi c'è il problema appunto anche dell'assegnazione dei figli, per cui ci sono anche in quel caso quello si inserisce. Entrambi i coniugi hanno necessità di avere un alloggio, perché per garantire l'assistenza ai figli. Volevo parlare di questi alloggi in Viale Moncada. Qualche giorno fa voi vi siete riuniti, c'era anche la signora D'Amico, in Viale Moncada, questi 64 alloggi in costruzione con i fondi del PNRR che il Comune sta realizzando. Questi che vediamo si riferisce alla famosa torri, e delle torri di cui poi parleremo, che sono sempre anche un altro nodo dolente di questa situazione. Intanto per Viale Moncada,
Qual è la vostra preoccupazione? La nostra preoccupazione, sapendo che il Pingua prevede come scadenza il 30 giugno. Il Pingua cos'è? Definiamolo così anche a favore di chi ci È ascolta. un programma complementare al PNRR. Il Pingua è piano innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, cioè all'interno del PNRR erano stati previsti finanziamenti, il Comune ha partecipato e ha ottenuto, diciamo, l'approvazione del bando per realizzare queste 2 palazzine, ma noi sapevamo che il bando prevedeva la scadenza del 30 giugno, quindi siamo stati molto preoccupati. Certo. C'era gente quotidianamente che per telefono o di presenza chiedeva notizie, che succede al 30 giugno. Comunque abbiamo saputo che non è solo un problema di Catania e questo ci ha rincuorato, infatti. perché temevamo nel blocco dei lavori. No, assolutamente. E sembra che Anzi, a questo proposito posso dire che c'è c'è stata un'interlocuzione con l'amministrazione comunale, la quale appunto ha detto che il 70% dei lavori è stato completato e che la data, insomma, presumibile di fine lavori e quindi della possibile assegnazione è il 31 di dicembre, perché si attiveranno altri fondi ai quali il Comune sta cercando, insomma, di attingere, e questo, diciamo, farebbe ben sperare, se non si considera il fatto che la qualità abitativa, per esempio, è molto alta di questi nuovi alloggi che verranno a realizzarsi, ma in realtà al cospetto di una qualità buona c'è una assoluta invece carenza di abitazioni anche tradizionali, no? Cioè anche quello stride, no? Perché si pensa agli standard energetici e poi magari invece, e quindi i fondi e quindi stanziamenti che si fanno, e poi invece per realizzare magari degli standard meno efficienti potrebbero essere invece investiti per completare le famose 2 torri. Ecco, questo è un altro, come dire, nodo che si ripresenta sempre nelle nostre trasmissioni. Ne parliamo da quando? Da 20 anni? Certo. Da 20 anni stiamo vedendo le immagini. Ci può dare qualche per novità? quanto riguarda la torre del Viale San Teodoro, quella che è più a vista sulla strada, i lavori stanno proseguendo, speriamo bene. Forse dovrebbe essere questa. Sì, per il 2027 verranno completati. E su questa palazzina, su questa torre, l'IACP in autunno preparerà un bando di concorso specifico proprio per individuare quali saranno gli assegnatari. E quindi in questo bando di concorso la signora potrebbe rientrarci? Potrebbe rientrarci, certo. Ma mantenendo il suo punteggio, o No, è una cosa che si rinnova sempre? Questo è un bando diverso, è un bando, diciamo, speciale. Quindi in questo transito, insomma, si ricomincia sempre da capo. Invece per le 2 palazzine in costruzione al Moncada, quello invece è la graduatoria della signora, se si mantiene è valida. Quindi ci sono buone speranze, no? Speriamo, me lo auguro, veramente, perché non si può stare così, mi creda. Certo, assolutamente. Insomma, quella è una situazione che deve risolversi in un modo o in un altro, appunto, e come dicevamo non è solo la signora, ci sono altre persone che... A nostro avviso oggi ci vorrebbero almeno 2000 alloggi di edilizia popolare o sociale per diciamo, diminuire lo stato di emergenza delle famiglie. Le famiglie in difficoltà abitativa sono molto di più, perché ci dobbiamo mettere tutte quelle famiglie che hanno un monoreddito, hanno magari figli minori, non riescono più a pagare l'affitto e quindi diciamo, sono costrette a delle coabitazioni forzate, oppure come la signora ad abitare un alloggio non adeguato al nucleo familiare. Ma quello che è sicuro è che almeno 2000 alloggi ci vorrebbero a Catania proprio per cercare di dare soluzione al disagio delle famiglie più in Tanto dovrebbero completare quelli che ci sono per fare almeno il primo step di questa situazione, che comunque resta sempre problematica e difficile, soprattutto perché crea disagio sociale, diciamo, concreto per le famiglie. Ci fermiamo un momento per una pausa e ritorniamo poi in studio.
Eccoci, oggi ci stiamo occupando di emergenza abitativa e do il benvenuto a Giuseppe La Rosa, che è il direttore dell'ANCE Sicilia. Benvenuto. Buongiorno. Grazie, grazie. Ricordiamo che l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, la sua, oggi proprio voi uscite con un documento nel quale segnalate tante cose, fra le altre diventa un obiettivo irraggiungibile avere una casa o solo averla in affitto, voi dite, non solo per chi ha un reddito basso, ma anche per quella fascia grigia, cioè di quelle persone che un reddito medio di 16.500 euro avete calcolato. Insomma, è sempre più difficile, noi oggi stiamo affrontando il tema graduatorie, case popolari, ma voi ponete l'accento su un grande piano casa che ci dovrebbe essere anche dal punto di vista dei costruttori. Sì, è sempre più difficile accedere all'affitto della casa, perché nel 2022 nessuno raggiungeva la soglia del 30% per quanto riguarda questa fascia grigia che è il secondo quintile regionale. Invece nel 2024, con i dati del 2024, sia a Palermo che a Catania si supera la fascia del 30%, una è del 32% e l'altra è del 31,5%. E peggio vanno le cose per le case in affitto, perché là sono 4 le città della Sicilia che superano il 30%, che sono Palermo, Catania, Siracusa e Trapani. Quindi dal 2022 al 2024 si è visto un peggioramento della situazione. Noi poniamo l'accento sul piano casa perché recentemente, come sapete, è stato emesso il decreto legge del piano casa del 66 che prevede un ampio intervento statale, diciamo, previsto attualmente, perché c'è solo la versione base del decreto che è in fase di conversione e quindi può avere anche delle variazioni. E questo ci dà una buona speranza per poter ovviare a questi problemi, perché consta di vari pilastri, come si dicono, gambe. Quindi c'è una parte dedicata all'edilizia residenziale popolare o residenziale sociale, quella delle fasce più deboli, quindi quella a minor reddito, intorno ai 1.500 euro anno. Poi c'è una seconda fascia che è l'housing sociale e una terza fascia che è quella dell'edilizia integrata. Poi il governo italiano ha recuperato delle somme rimodulando da 1,2 miliardi che è stato dato pure al piano casa, e il governo regionale ha fatto la sua parte con circa 259 milioni dedicati anche, diciamo, al piano casa. Ecco, io le chiedo, sono sufficienti questi fondi per poi dare comunque una svolta, diciamo così, nell'edilizia, soprattutto a noi interessa oggi quella popolare, a quella integrata, allora, insomma? Esatto, non sono sufficienti nella prima fase, cioè questi fondi sono un po' spalmati, diciamo, i primi, quelli della prima gamba del decreto, dal 2026 al 2034, quindi forse si dovrebbero concentrare nei primi anni per poter produrre quel boost, quella spinta, diciamo, iniziale, per poter almeno ovviare ai problemi più critici, come quelli che voi avete illustrato nella trasmissione. Certo, quindi insomma c'è tanto da lavorare. Agata Palazzolo, a lei convince questi stanziamenti? No, purtroppo no. Il piano casa non ci convince, secondo noi per la Sicilia, per Catania è del tutto insufficiente. Non dà risposte, a nostro avviso, non solo a breve termine, ma anche a lungo termine. Non dà risposte al disagio abitativo, che è un disagio molto particolare, quello di Catania. Abbiamo visto con la signora che abita purtroppo in un alloggio umido, con i tetti bassi. Non dà risposta perché non dà alloggi sociali a breve scadenza. No, non siamo soddisfatti assolutamente del Quindi piano i fondi non sarebbero sufficienti, non sono sufficienti, assolutamente. In ogni caso ancora il governo nazionale continua a non finanziare il contributo affitto a favore degli inquilini col contratto di locazione regolarmente registrato, che sarebbe anche un'arma per difendersi da quello che diceva la signora, no? Dagli affitti in nero. Certo. Il governo nazionale non lo finanzia da 3 anni, anche questo è un'altra... un motivo per cui riteniamo che non sia assolutamente sufficiente questo decreto, che ancora deve essere trasformato in legge. Speriamo venga migliorato, ma non dà
soluzioni al disagio abitativo, sicuramente non a breve termine, ma noi siamo così preoccupati che non ci saranno soluzioni per neanche di qua ad alcuni anni. Ci sono questi finanziamenti, ma noi non riteniamo che siano sufficienti per diciamo, dare risposta alle famiglie più in difficoltà. Ho capito, ma invece chiedo a Giuseppe La Rosa a questo punto le criticità maggiori dal punto di vista dei costruttori, fermo restando diciamo che ci sono questi fondi, poi quali sono le criticità che voi trovate poi nella realizzazione degli alloggi o comunque appunto delle abitazioni? Le criticità maggiori, al di là diciamo, della tempistica e quindi della velocità che il governo dovrebbe mettere in atto per avere noi costruttori disponibili queste somme, sono la congiuntura internazionale, l'attuale situazione diciamo, non stabile del contesto internazionale pone problemi del caro materiali, noi lo chiamiamo, l'innalzamento dei prezzi dei materiali da costruzione, quindi se non si stabilizzano le condizioni internazionali, le previsioni che fa il decreto anche di costo, per esempio quelle che ha fatto il ministro Salvini, di 30.000 euro, 20.000, 25 per recuperare gli alloggi di edilizia residenziale popolare non immediatamente disponibili, non possono essere considerate attendibili. Questo dipende diciamo, dal costo dei materiali che rende tutto molto più difficile, dalla programmazione alla realizzazione. Ma c'è anche diciamo, un'attenzione anche alla manodopera, credo, anche lì. Insomma, anche lì è diciamo, una situazione che bisogna attenzionare. Lei intende la disponibilità di manodopera sì, adeguata per sì, le tutele anche sì, certo. Le tutele sono quelle dei lavoratori che effettivamente lavorano e quelle, diciamo, la sicurezza è tutto un campo in cui noi come sistema siamo impegnati assieme ai sindacati in un sistema bilaterale di supporto, diciamo, alla legalità e quindi abbiamo le scuole di formazione, diciamo, degli enti che controllano i lavori. Questo diciamo, è diciamo, il nostro incremento. D'altronde c'è un aspetto che ci tocca che è il calo della manodopera qualificata disponibile. Proprio oggi leggevo che in Italia sostanzialmente la manodopera di operai nati fuori dall'Italia sta cominciando a crescere ed è arrivato a un valore diciamo, importante che è di circa il 35%, per cui noi abbiamo difficoltà ad assumere diciamo, dei lavoratori e come ente ANCE nazionale ha fatto un accordo tramite Ministero degli Affari Esteri con la Tunisia per poter istruire circa 2000 operai in Tunisia anche diciamo, all'uso dell'italiano, certo, tutto quello che comporta operative certo. E poi portarli in Italia, poterli assumere direttamente. Quindi insomma anche quello è come dire, un nuovo adeguarsi alla situazione che coinvolge anche il settore edile. Io volevo chiedere a lei, signora, invece, lei che cosa chiede a questo punto? Abbiamo capito ovviamente un alloggio adeguato per la sua famiglia, dopo tutti questi anni che lei non si è mai arresa? Completamente. Chiedo soltanto di poter avere un alloggio come si deve, sia per i miei figli soprattutto, anche per me. Solo questo chiedo. Potevo avere l'opportunità di prendere una casa, ma siccome sono una persona abbastanza onesta, non faccio determinate cose per come fanno alcune altre persone. Mi sono accontentata a aspettare, perché ho detto prima o poi dovrà arrivare, però anche io ho avuto le mie difficoltà nel passato, con i miei suoceri, con i miei genitori o con mio marito e cose varie. Oggi abbiamo questa piccola casetta, diciamo, che siamo stretti, ma pazienza, ci accontentiamo, ma non ci possiamo, diciamo, accontentare. Oggi ci sto, domani siamo sempre lì, non so se mi dice signora se ne deve andare. Certo, anche nella precarietà. E c'è anche questo. Ecco, la signora ha posto anche l'accento su questo fenomeno che è quello appunto dell'occupazione abusiva, no? Che è sempre più frequente, anche a Catania abbiamo visto delle situazioni di questo tipo, addirittura alloggi del comune che sono stati in via Cantone, credo, insomma, che sono stati occupati per anni, poi quando appunto c'è stato un intervento del comune. Abbiamo pochissimo tempo. Una battuta su questo?
Ovviamente, tanto gli alloggi di via Cantone Santo non sono di proprietà del comune ma delle ACP. Okay. Lì ci sono state delle coincidenze per cui nello stesso immobile o nella stessa palazzina ci sono stati anche, diciamo, situazioni Molto più difficili, per non dire. difficili. Certamente il problema dell'occupazione abusiva è un problema molto serio che va affrontato anche tenendo conto che queste famiglie spesso hanno minori, hanno persone che sono con difficoltà di salute, portatori di handicap, quindi se deve essere predisposto lo sgombero, ed è giusto che l'alloggio venga liberato se non è legittimo assegnatario, comunque ci deve essere una presa in carico della famiglia e si deve vedere come trovare una soluzione a questa, diciamo, a questa occupazione da liberare. E noi siamo per che non venga lasciato indietro nessuno. Non riteniamo che si debba riaprire una nuova sanatoria, perché c'è già una legge di sanatoria fino al dicembre 2017, però è anche vero che a queste famiglie non si può andare lì con la forza pubblica e buttarli fuori se non prima si sono state prese in carico, si è visto qual è la situazione reddituale, familiare, e si è visto se è il comune che deve trovare un'alternativa provvisoria, quello che fosse, per impedire che questa gente finisca in macchina o in mezzo alla quello strada. Sì, però restando sempre nella legalità. Nella legalità. Perché L'alloggio la legalità non è l'assegnatario e va liberato. Appunto, assolutamente, perché appunto se no non si vive nel caos più totale e comunque si moltiplicherebbero i fenomeni appunto di occupazioni abusive, che sono, ricordiamolo, anche occupazioni violente. A volte sono spesso. occupazioni violente. Quindi anche a discapito di magari le persone più fragili che hanno avuto l'assegnato alla casa ma che se la vedono occupata, e quindi anche quella è un fenomeno da combattere, insomma, da risolvere. Noi ci fermiamo qui, il nostro tempo è scaduto e ringrazio Giuseppe La Rosa, che è il direttore dell'ANCE Sicilia, grazie per essere con noi, è stato con noi. Grazie a voi. Grazie a Agata Palazzolo, la signora, mi raccomando, in bocca al luco. Me lo auguro che si risolve qualcosa, solo questo. Va bene, grazie anche a chi ci ha ascoltato.